L'Italia ha concluso questa edizione degli Euro Indoor Master di Torun in Polonia in nona posizione, con 21 ori, 24 argenti e 33 bronzi. Maurizio Leonardi, M65 dell'Atletica Master Trieste, è stato il più brillante dei rappresentanti della regione, con una doppietta d'oro sugli 800, 2,29,78 e 1005, 4, 50 e 55. Un risultato che conferma classe, esperienza e una grande condizione. Ottimo anche il bottino di Francesco Nadalutti, M45 dell'Atletica Edil Marquez Sandrin, che ha portato a casa 2 medaglie pesanti vincendo i 1005, 4, 8 e 25 dopo l'argento degli 800 metri, 1, 59 e 33. Il tris d'assi targato Friuli Venezia Giulia è completato da Daniele Caporale, M55 dell'Atletica Master Trieste, che si è aggiudicato la medaglia d'oro nell'asta con la misura di 4 metri e 5, grazie a un percorso migliore rispetto agli avversari, che conferma il grande momento dell'azzurro, già autore poche settimane fa del record italiano indoor di categoria con 4 metri e 11. Da segnalare anche le migliori prestazioni italiane di Francesco D'Agostino, 2, 12 e 83 sugli 800 metri M60 e di Marco Lavazza, 25 e 19 sui 200 Master 60. Entrambi Master Trieste, come Fabrizio Finetti, argento nel salto in alto M65 con 1,55 m. Mattia Riccio, M40 dell'Atletica Edil Marquez Sandrin, sesto nella finale degli 800, si è successivamente schierato al via nella semifinale dei 1500, vincendola e candidandosi per una medaglia alla quale ha dovuto rinunciare perché aveva prenotato il volo del rientro prima della finale. Peccato davvero.